Quelle che vediamo sono due splendidi esemplari di caretta caretta, la tartaruga marina diffusa nel mar Mediterraneo. Molto spesso alcuni esemplari vengono raccolti feriti, molto spesso capitano nelle reti dei pescatori, qualche altra volta vengono arpionate. Il dottor Paolo Briguglio è un veterinario che collabora con la direzione dell'area marina protetta del Sinis Isola di Maldiventre, perché questa puntata di Prolagus oggi la vorremmo dedicare proprio a quest'area protetta della Sardegna. Faremo un breve giro lungo la costa, visiteremo anche delle aree interne molto interessanti dal punto di vista naturalistico. Insomma, attraverso le immagini del nostro operatore Sergio Trastus cercheremo di catturare la vostra attenzione e convincervi anche a una visita nell'area marina protetta del Sinis Isola di Maldiventre. Ma torniamo alle due tartarughe. Che cosa è capitato a questi due esemplari? Questi due esemplari sono stati recuperati dal personale dell'area marina protetta della penisola del Sinis Isola di Maldiventre, in particolare quella che potremo vedere nella vasca più grande è stata recuperata con un amo da palamito conficcato nella parte più profonda dell'esofago. È stato necessario eseguire un intervento chirurgico da parte della collega, nonché mia moglie Monica Pais, dal sottoscritto, e siamo riusciti a levargli. Un intervento abbastanza complesso e adesso è in convalescenza in attesa di essere liberata. La convalescenza quanto dura? La convalescenza normalmente in una situazione di questo genere non dovrebbe essere molto lunga, nel senso che un post-operatorio può durare una ventina di giorni. In questo caso, oltre al problema dell'amo, c'era il problema che la lenza si era attorcigliata alla base dell'arto anteriore destro, che se magari dopo si può riuscire a vedere è rimasto praticamente strozzato dalla lenza, e questo fa sì che il recupero sia molto più lungo, e in pratica molto probabilmente ciò che è successo. Ecco, vediamo quest'altro esemplare. Ecco, se Sergio Trastus si può avvicinare, qua addirittura è stato amputato un arto. Sì, molto probabilmente è la stessa situazione, lo stesso accidente che è capitato a quest'altra piccola caretta, che ha perso, noi l'abbiamo recuperata in queste condizioni. Molto probabilmente è un animale, considerando la cicatrice, che ha avuto lo stesso identico problema, anche perché è una cosa abbastanza frequente che loro si impiglino o comunque abbiano a che fare con materiale che trovano in mare. Ad esempio è un problema grosso non tanto di queste carette, ma questo anche ma in queste condizioni, ecco, senza un arto l'animale può essere rimesso in libertà? Esistono esperienze non nostre, ma di persone che si occupano, di istituti che si occupano di questi animali da anni, che hanno liberato di questi animali addirittura con due arti amputati. L'importante è che siano un arto anteriore e un arto posteriore controlaterali, marcati con il trasmettitore satellitare, e questi animali sono stati seguiti per mesi e si è visto che sono animali che riescono comunque a sopravvivere ad alimentarsi. Bene, grazie dottor Briguglio, e auguri per questa attività, che è una delle attività connesse alla gestione dell'area marina protetta del Sinis Isola di Maldiventre. Quindi oggi assisteremo anche alla liberazione di uno di questi esemplari di caretta caretta, quindi rimanete con noi. Adesso Marco Di Stefano manderà in onda la sigla, dopodiché ci rivedremo qui nell'area marina protetta del Sinis Isola di Maldiventre.